E la poiana, le poiane. No, ce n'è solo una. Dov'è? 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 L'ho persa, l'ho persa! Ho perso la poiana! Non la vedo più. È quella. No, là sono due corvi. Ecco, no, neanche. C'è un corvo. Dov'è la poiana? Mi è sparita. Ah, è dietro l'albero. Sei dietro. Vabbè. Ecco, sono a casa. Spazio sto volume. Sono a casa, sono abbastanza elettrica perché la maglia, quella di pal che tengo sopra, mi fa tutta un'elettricità addosso. Infatti ogni volta che tocco la macchina prendo una scossa, ma delle scosse fortissime. Ieri sera alla fine mi sono allenata e ho fatto una fatica, non avevo voglia, però sono riuscita, ce l'ho fatta. Cioè, devo combattere contro la mia pigrizia perché veramente sono un disastro. E sono riuscita ad allenarmi ieri sera. Bene, sono soddisfatta di questa cosa. E cosa volevo dirvi? Mi è arrivata la seconda box di HelloFresh, quindi niente, se mi ricordo vi faccio vedere qualcosa. Prima devo pulire casa, poi vedo in base a che ora arriva Franz, vedo insomma un attimo se magari fare già una ricetta con quella box o lasciare per stasera e non lo so. Quindi adesso pulisco, sono appena arrivata a casa e mangiare non so cosa mangerò. Devo vedere anche le scadenze della roba della box. Questa volta ho preso 5 pasti, non 4 come l'altra volta, infatti ho speso un pochino. Devo dire che è conveniente finché si hanno gli sconti. Finire gli sconti non è molto conveniente, cioè se hai dei soldi, cioè se hai un lavoro e te lo puoi permettere, la prendi tranquillamente, ma se devi andare al risparmio, stare attento, no, non è una box ideale, ecco. Non è per risparmiare. Perché in città avete i mercati, avete tutto, ci sono tante di quelle offerte, ti regalano la roba. Qui non regalano niente, niente, ti vendono la roba vecchia addirittura, quindi è capitato. Ecco, per quello ve lo dico, è capitato. E tu la paghi per fresca. Ieri ai gatti ho comprato un giochino all'Eurospin e lo adorano. Ci hanno giocato praticamente tutta la sera e penso anche oggi ci hanno giocato perché è questo topolino semplicissimo, fatto in cordone. Ma come pazzi, infatti l'hanno già mezzo rotto qua, si sta già staccando tutto. Ehi, Pipì, questo. Guarda che so che ci hai giocato tanto, Pepe. Adesso fanno finta di niente. Comunque avete visto, è una bella giornata, oggi c'è il sole. C'è il sole, c'è il sole e c'è vento. Strano. Il vento, ma cos'è sto vento? Ho rimesso questa qui piccola di tela per divano a 3 posti. Perché io non ve l'ho detto, ho fatto un disastro con quell'altra. L'ho messa via adesso. L'avevo messa ad asciugare. L'avevo messa ad asciugare lì. A un certo punto ho detto, boh, sarà anche asciutta. Vado, faccio per toglierla e non si toglie da sopra il forno. Perché? Perché si era attaccata al tubo e praticamente c'è tutto un buco colato, cioè il tessuto si è colato, si era attaccata proprio qua dietro. Ok, box di HelloFresh. Le ricette che ho scelto per questa settimana sono risotto alla zucca e gongorzola con semi di zucca tostati, poi salmone marinato con miele e salsa di soia con patate alla paprika e porri saltati, enchiladas di pollo con peperoni verdi e insalata, spaghetti al pesto bianco di ricotta, pecorino e noci con pancetta a cubetti, io le noci non le metterò per sicurezza, e panino Cesar di pollo con broccoli al limone e maionese alla senape. Mi fa proprio voglia, ho una fame. Vabbè, adesso vi faccio vedere i pacchetti per chi non avesse visto gli altri video. Allora, in questa busta ci sono
c'è una parte degli ingredienti della ricetta numero 6 che è proprio il panino Caesar. Sono praticamente, gli ingredienti sono tutti divisi in buste di carta così numerate, e gli ingredienti da frigo sono contenuti in una borsa, un sacchetto, non so come definirlo, di carta, quindi riciclabile 100%. Poi c'è la 11, la 2, qui c'è la 5 è piccolina, sono tutte cose da frigo, perché è risotto alla zucca con gorgonzola, quindi è piccolina. E qui la 3. In questa busta di carta, è una cosa bellissima, in questa busta di carta ci sono tutti gli ingredienti da frigo, quindi come vi dicevo, allora faccio un attimo di posto che così vi faccio vedere. Vabbè, poi Shampora 25% di sconto e un altro sconto, credo, sì, 10% di sconto su per le scarpe. Vabbè, allora in questa non perdiamoci in chiacchiere. Pepe, lascia stare chip. Aspettate che vado contro la Pepe. Vediamo. Allora, qui c'è il coriandolo. Questa la darò a mia mamma perché io non posso mangiarla, l'insalata mista. Gliela porterò su dopo, così non deve neanche andare a comprarla. Gorgonzola. C'è il burro, 2 panetti piccolini di burro, non so se siano solo 2. Salmone, guarda che bel pezzo, filetto di salmone norvegese con la pelle, ingredienti salmone e basta. 250 grammi, che ho visto che 250 grammi sono effettivamente 2 porzioni. Io avrei detto no, è una. In realtà poi quando vai a preparare i piatti, siccome sono piatti completi, quindi hai proteine, carboidrati e verdure, alla fine 250 grammi vanno bene per 2 persone. Io non l'avrei mai detto. Ecco, qua c'è una ricottina, quelle da 100 grammi. Poi qui c'è la zucca, l'ho comprata anche ieri, però quella di ieri magari la metterò via in congelatore, la taglierò bene e la metterò via. Qui c'è il ghiaccio ed è un pochino sciolto, devo dire. Questa volta è un pochino sciolto. Vabbè, comunque poi qua c'è la pancetta, scadenza 13 maggio, a voglia. Qui c'è la carne macinata di pollo. Qua c'è la coscia disossata di pollo per 2 persone. Questa scadenza è il 7 marzo e oggi è il primo, quindi la scadenza è là. E il macinato di pollo invece è il 5. Ecco, quindi devo fare l'hamburger prima di tutto, secondo me. E forse c'è ancora qualcosa. Sì, pecorino romano, un'altra busta, ce n'è ancora una. E formaggio duro vegetariano che è fatto in pezzi. Scusate che sennò mi mette a fuoco me in pezzi, perdonate le unghie bruttissime ma sono da rifare, e mi pare che basti. Ok, tutto il resto è nei sacchetti di carta. Buono. Perfetto ragazzi, perfetto. Ho cambiato modalità video così si vede, mette a fuoco, per farvi capire è proprio carta, quindi recuperarli sì, ma fino a un certo punto perché è proprio carta. Quindi no, è molto bella questa box in questo senso, perché è riciclabile, anche il cartone è un cartone riciclato, quello della scatola, viene tutto riutilizzato, no? Quindi, bene, allora sistemo la spesa, effettivamente è una spesa, sono 10 pasti alla fine, perché sono 10 ricette, sono 5 ricette per 2 persone, quindi sono 10 pasti, non male. 10 pasti che però io ho speso 44 euro, che avevo ancora lo sconto del 5%, dei 5 euro, no 5%, 5 euro, non mi ricordo, no forse avevo ancora quell'altro, avevo ancora l'altro di 10 euro di sconto, per cui insomma, buono, sistemo tutto, metto via e sono stra felice di questa cosa adesso. Sono veramente contenta io.
Questo è un servizio veramente ottimo. Ottimo. E andiamo, sistemiamo tutto. Vi faccio sbirciare anche cosa c'è. Questa è la box, no 6, 9, 6. No, 6 è. Poi la 9. Vabbè, una di queste è la 6. La 6. Faccio sbirciare cosa c'è all'interno. Ci sono i broccoli, pangrattato panko, broccoli, limone, maionese e il pane per fare il maionese, e dovrebbe esserci anche senape. Poi ci sono anche l'aglio e la senape, infatti, pensavo. Faccio vedere anche com'è. Che bello. Metto via anche questa roba, perché altrimenti, ciao, metto via tutto così. Siccome vi dicevo, è una bella soluzione per chi ha soldi da spendere, però, perché per chi non ne ha, no, perché costa come box. Devo dirvi che però i prodotti sono di qualità, sono di marca, non sono prodotti X a caso, per cui insomma ci sta che costi anche così. Sono veramente pasti completi, e per quello che mi piace come servizio, perché mi dà l'idea, io che poi non so cucinare tanto, mi dà proprio l'idea di come combinare insieme le cose, gli ingredienti. Perché io, fosse per me, mangerei, che so, un po' di pane affettato, buon. Invece no, ci devi mettere anche la verdura insieme. E a me non viene automatico mettere tutte e tre le cose. E invece questa box mi aiuta proprio a fare dei pasti completi. E per me è veramente un aiuto. Costoso, ma è un aiuto. Ciao Pipo. Ciao. Cosa fai? Ah, che belletto nuovo. È bello, vero? Sì. Guarda, questo è soffice, vero? Sì. Bello, bello. Qualcuno ha già fatto le unghie lì, eh? Qualcuno. Vero? Che bello, Pipo. Bravo. E di un gattino matto. Sì. Bello, sei grande come la scatola. Sei enorme. Ciao Pepe. Ciao Pepe. Ciao papuzzo. Bubu. Ehi Bubu. Pepe. Pepe. Lui adora i bacini. Pepe. Si mette proprio così con la testa. Pepe. Ma no. Bumi. Pepe. No, adesso deve andare da Pippo. Deve mandarlo via perché lì non ci può stare Pippo. Sempre così, sempre così. Dai, facciamo sistemazioni. C'è del pane in questa carne. Cioè, guardate la metà. Adesso si capisce, c'è del pane in questa carne. E questi li ho conditi con la salsina. Solo che ho sbagliato a fare un procedimento, perché dovete sapere che non è tutto ben spiegato proprio, sicché se non si ha un minimo di conoscenza di cucina si sbaglia. Però alla fine ho condito con la salsina loro, e invece qui ho messo la salsa barbecue che mi era avanzata dall'altra volta e un po' di maionese di casa, ecco. Niente, adesso mangio. Che buono. Sì, beh, effettivamente non è tanto invitante, Vi do ragione, se lo state pensando, io vi do pienamente ragione, non è invitante da vedere, però è buono.